La Coppa di Mezz'estate è entrata nel vivo, si inizia a respirare, o meglio, quello che ci fa pensare questo tempo. Prime gare, già belle sorprese. Riccardo Piras. Siamo contenti, siamo giunti oggi al terzo giorno, la terza giornata qua del torneo Coppa di Mezz'estate, siamo contenti, le partite vanno benissimo, il livello si è confermato abbastanza alto, il grande pubblico, queste serate qui a Carbonazzi, siamo contenti. Riccardo, sappiamo per certo che il trofeo Piombito sembra essere diventato un fusto da 25 litri di birra. Ci racconti un pochino questa idea che probabilmente andrà mutuata e raddoppiata? Allora, l'idea è nata l'anno scorso, la nostra Beer Cup, quindi il torneo oltre a svolgersi in campo si svolge anche su al chiosco. Anche l'anno scorso ha avuto successo, quest'anno pare che stia diventando più importante la Beer Cup piuttosto che le partite sul Prato Verde. Diciamo che hanno preso molto sul serio questo trofeo. Partito il torneo di calcio, fra qualche giorno avremo la possibilità di godere anche del basket. Sì, tra pochi giorni i ragazzi stanno ultimando il campo, ci sarà la possibilità appunto prima di poter provare il campo, di allenarsi appunto nel campo qui dei ragazzi dell'Overtime, e dal lunedì prossimo partirà anche il torneo di basket, quindi avremo qualche giorno di prova e poi partirà anche il torneo di basket, quindi siamo contenti perché avremo proprio un vero e proprio evento sportivo, abbiamo un centrocampo, una metà campo con un campo da calcetto, una metà campo con un campo di basket qua al centro di Sassari e siamo contenti. Una bella sinergia tra gli sport, quindi appuntamento rinnovato quotidianamente qui all'impianto sportivo La San Paolo di Carbonazzi. Sì, venite a trovarci, noi siamo qua tutte le sere a partire dalle 8, calcio, basket, birra e divertimento.